lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Sentir una mano, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia la planta y se viste de la primavera, de la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Vi ringrazio a nome del partito per la pazienza dimostrata e per la presenza. La folta partecipazione dimostra l'entusiasmo che ci stiamo mettendo in questa campagna elettorale, e senza indugiare oltre io darei la parola a Silvio per fare un saluto iniziale, così iniziamo velocemente perché ormai è tardi.
Non farò un saluto perché siamo tanto in ritardo, quindi andiamo direttamente. Io vi ringrazio per questa grandissima partecipazione. Siamo reduci da una bella manifestazione a Carbonia. Voglio dire soltanto una cosa che poi riprenderà Pierluigi. Noi stiamo mettendo paura al centrodestra in questa regione. Gli stiamo mettendo paura. E gli stiamo mettendo paura perché stanno arrivando tutti i conti, tutti quanti, tutte le promesse fatte in questi 3 anni da Berlusconi, tutte le cose promesse in Sardegna e non mantenute, tutte le cose cancellate che avevamo ottenuto col governo Prodi e con la giunta Soru, non ci sono e adesso le pagheranno tutte. Dico soltanto un'ultima cosa. Dobbiamo fare in modo che da Cagliari, da Olbia, da tutta la Sardegna arrivi un segnale a tutto il paese, perché è tutto il paese che è stufo di promesse, di vergognarsi di fronte alla comunità internazionale, di aver perso soprattutto la speranza per le giovani generazioni. Noi vogliamo di nuovo un paese che sia per tutti, non un paese che sia soltanto per pochi, un paese dove soltanto pochi ci guadagnano, dove soltanto chi è vicino al capo può sperare di continuare a vivere, a guadagnare, a rimanere al potere. Noi vogliamo un paese diverso, vogliamo una Sardegna diversa, vogliamo delle città diverse, soprattutto quelle dove da 17 anni sono sempre gli stessi che comandano, sempre gli stessi ad arricchirsi e sempre tutti gli altri a impoverirsi e a rimanere senza speranza. Luisella Ghiani, a cui do la parola adesso, è la nostra candidata per la municipalità di Pirri. Mi raccomando, Pirri è importante. Grazie, anch'io non mi tratterrò molto, scusate l'altezza, ma io sono diversamente alta, quindi abbiate pazienza. Niente, siamo tutti molto gasati, molto contenti del clima positivo che percepiamo intorno a noi e io volevo solo, se è possibile, trasmettervi ancora più entusiasmo rispetto a questa campagna elettorale che sta dando molte soddisfazioni. Quindi tutto il nostro tempo lo dobbiamo dedicare a recuperare anche gli ultimi indecisi. Noi come municipalità, come coalizione centro-sinistra siamo determinati, sosteniamo con fiducia, con determinazione la candidatura di Massimo, perché lo riteniamo una figura che oltre che essere giovane, dinamica, possa veramente cambiare il volto di questa città. Quindi tutti insieme, tutti uniti per Massimo Zedda sindaco e perché anche nella municipalità possa finalmente governare il centro-sinistra. Grazie a tutti voi. Approfitto del fatto di essere segretario regionale per un fuori programma a cui non posso dire di no. Giacomo Mameli. Saluti a tutti, benvenuto segretario. 2 minuti per parlare di informazione in Sardegna e nel resto d'Italia. Numero 1. Grazie a Pierluigi Bersani perché in TV e alla radio finalmente sentiamo e vediamo volti nuovi e voci chiare, nette, volti che calamitano consensi. C'era bisogno di volti e linguaggi nuovi. Grazie perché questa metamorfosi sta avvenendo senza incassare bonus rottamazione, ma naturalmente, con ricambi generazionali, come è giusto che sia. Il tema dell'informazione credo sia stato snobbato dal nostro partito, non per manovrare una informazione teleguidata sul PD, ma perché l'Italia ha bisogno di essere più credibile nel mondo. Per Reporter Sans Frontières, nei parametri sulla libertà di stampa, siamo al 40° posto tra Corea del Sud e Bolivia.
Le cose non sono migliorate col foglio televisivo di Radio Bomba. La completezza dell'informazione nel resto d'Italia e anche qui in Sardegna non può essere un optional né una trattativa privata tra politico ed editore. L'informazione in Sardegna, privata e pubblica, è generalmente monocorde. La notizia è spesso cementizia. Occorre un approfondimento sul tema informazione, non solo quella dei TG, ma anche quella dei programmi che spesso rimbecilliscono i telespettatori. Dal Monte Bianco al Gennargentu l'articolo 21 è basilare, come l'articolo 1 è guai a chi lo tocca. Un'ultima cosa ai dirigenti, ai candidati, ai deputati o consiglieri regionali, al futuro sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Confiteor. Massimo, io non ti ho votato per Antonello Cabras, però sto cercando voti anche sottoterra, anche tra i figliocci per te. Dicevo, avviso ai dirigenti, quando parlate in pubblico, non voglio fare lezioni, però siate più diretti. Se vi chiedono che tempo ci sarà domani, non tergiversate, dite solo e sempre che negli ultimi 10 anni, per 7 anni, ci ha governato e massacrato Berlusconi con il suo alleato Bossi, che hanno cancellato l'aggettivo pubblica dalla parola sacra istruzione, che con le fabbriche stanno chiudendo le scuole. Con BB, Berlusconi, Bossi le tasse sono aumentate. Con Berlusconi, Bossi mai la disoccupazione giovanile è stata così mostruosamente alta. In Sardegna Bersani al 47,4%. Mai la precarietà è stata elevata a umiliante norma di vita. E sempre per i dirigenti, sto finendo, e se dopo le previsioni meteo vi chiedono alla radio, in televisione, un parere sull'universo mondo o sul continente Sardegna, vi propongo una risposta alternativa. Negli ultimi 10 anni, per 7 anni ha governato e massacrato Berlusconi col suo alleato Bossi. Hanno cancellato l'aggettivo pubblica dalla parola sacra dell'istruzione. Con le fabbriche stanno chiudendo le scuole. Con BB, Bossi, Berlusconi le tasse sono aumentate. Con Berlusconi, Bossi mai la disoccupazione giovanile è stata così mostruosamente alta. Se ne ricordi, Cappellacci? Mai la precarietà, informazione compresa, è stata elevata a umiliante norma di vita. Tutto il resto serve a poco. Serve a poco volare alti sulle nuvole. Dobbiamo camminare tra paesi e città, tra la gente. Per citare Antonio Gramsci, va ricreata giorno per giorno una saldatura politica e culturale tra il partito e i giovani, tra partito e precari, tra partito e disoccupati, anche con i disoccupati che hanno più di 50 anni e non trovano lavoro. E va fatto con linguaggio facile. I filosofi lasciamoli alla scuola di Kierkegaard, senza avere paura, come succede a qualche nostro dirigente, e non solo in Sardegna, di pronunciare la parola lavoro, perché senza lavoro non c'è libertà, e non solo libertà di stampa.